James Bond. James Bond. You move in the black of night. The pale moonlight is where you play your game. I think of your cold embrace. I see your face as I'm calling out your name. You know when to take the shot, when it's better not to ask for reasons why. No time to stand and grieve when you believe there's no better day to die. I'll only see what you want me to see, 'cause you keep it all inside. I'll always be who you want me to be, 'cause you're a double O inside. How do you catch a double O? How do you match a double O? How do I get into your heart? Where would I start?
They're closing in, you take them by surprise. No hesitation, wait, why the man would turn and close their eyes. I'll only see what you want me to see, 'cause you keep it all inside. I'll always be who you want me to be, 'cause you're a double O inside. How do you catch a double O? How do you match a double O? How do I get into your heart? Where would I start? I wanna know, how do I get into your mind? What's left behind for me to find? How do you move on when love dies? Where do you hide when you're a double O inside? I wanna live inside your heart. I wanna move inside your mind. I wanna breathe when we're apart, and keep you safe from being assigned. Double O Buon pomeriggio da Sant'Antioco, dallo stadio, bellissimo impianto lagunare con il direttore tecnico dell'Antioquense Calcio Pietro Garau, che saluto e ringrazio ovviamente. Insomma, è iniziata la nuova stagione 2017-2018, tanti giovani sono qui per i nuovi allenamenti di questa stagione. Come le prevedi insomma il futuro di questi ragazzi? Ma il futuro spero positivo, insomma. Abbiamo iniziato la stagione con un buon numero di ragazzi, cercheremo di lavorare nel migliore dei modi, insomma, per far sì che venga fuori, insomma, qualcosa di positivo, soprattutto nei campionati regionali dove ci sarà bisogno, insomma, di fare punti, perché è fondamentale riuscire a salvarsi, insomma. Sono campionati più competitivi di quelli provinciali, si confrontano con ragazzi magari del Cagliaritano ed è un piacere, insomma. Niente. Ne abbiamo parlato prima anche fuori onda, Pietro, insomma ai tuoi tempi sei stato un ottimo professionista, si giocava sin da bambino per tutta la sera, dal pomeriggio si usciva di casa, si tornava la sera, magari si beccavano anche le botte dei genitori. Oggi è un po' cambiato, no? Sì, è un po' cambiato perché i genitori non sono più come una volta, nel senso che prima si avevano 5-6 figli ed era difficile stare dietro a tutti, quindi c'era molta più libertà. Adesso molti genitori hanno solo un figlio, li si sta più dietro, ci sono sempre più preoccupazioni, quindi è più facile vederli a casa seduti al computer o con i vari giochi, insomma, piuttosto che essere preoccupati sapendo che sono in strada. Però insomma pagano un po' le conseguenze sti ragazzi, perché a livello coordinativo, insomma, a livello di crescita anche di strada, diciamo, rimangono abbastanza indietro rispetto a quello che erano gli anni, insomma, anni 80, insomma. Ecco, qual è il consiglio che tu dai, insomma, il primo giorno di scuola, magari a un ragazzo che viene per la prima volta nella tua scuola calcio? Ma l'impegno, rispettare le regole, perché poi sono tutte cose che si ritroveranno, insomma, quando diventeranno più grandi, e quindi essere costanti, non cercare giustificazioni per non presentarsi agli allenamenti, perché magari a volte si fa un po' più di fatica, e quindi insomma è fondamentale la costanza. Puntiamo molto su questo, insomma. Ecco, quanti collaboratori hai quest'anno? Ma siamo circa una decina, insomma, dai piccoli amici agli allievi. Abbiamo 2 tecnici per ogni settore. Quindi, un rapporto 1 a 10, insomma. Quindi una società molto ben organizzata, che è partita anche con il campionato
di seconda categoria nella scorsa stagione, come prevedi quest'anno, insomma, se ci saranno dei miglioramenti? Ma presumo di sì, insomma, l'ho vista allenarsi, ho visto qualche ispezione di partita e mi è sembrata una squadra più competitiva, insomma, si è fatto tutto con più calma. Lo scorso anno, insomma, si era partito insomma, tutto di fretta e quindi non si è riuscito a costruire una buona squadra. Quest'anno, avendo il tempo e avendo l'esperienza di un anno, si è riuscito a far meglio. Presupposti sono buoni, insomma, anche se il campionato quest'anno è un po' più difficile perché incontreremo squadre un po' più distanti rispetto allo scorso anno, che era abbastanza in provincia. Invece quest'anno andremo a Cagliari, insomma, a Guspini, ed è un po' più delicato e più difficile, speriamo bene. Ecco, per ogni allenamento ho visto che in tribuna vengono moltissimi papà e anche mamme. Cosa vogliamo consigliare ai genitori di questi bambini che vengono qua ad allenarsi con entusiasmo? Niente, a noi fa piacere che i genitori vengano e siano presenti, insomma. Quelli che sono presenti sono i più corretti perché non si lamentano, non stanno lì a fare pressioni sui figli, ed è fondamentale, insomma, lasciarli divertire senza stargli dietro, senza pensare che possano arrivare chissà dove, insomma, devono vivere giocando e divertendosi, poi se viene fuori qualcosa, insomma, si vedrà più avanti. Bene, allora ringraziamo, naturalmente ti auguriamo buon lavoro a te e tutto lo staff dell'Antiochiense Calcio per questa nuova stagione 2017-2018. Grazie a te. Grazie a voi. Sarò